Bentornati in diretta, 9:08 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Alessandra Richetti, consigliera comunale, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivata. Grazie di essere qui. Allora, stavamo commentando così fuori onda, probabilmente ci sono tanti muggesani che ci seguono, ma anche tanti triestini naturalmente. Certo. Allora, sentiamo subito la telefonata che è già arrivata da un po', allora la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Credo sia caduta la linea, sentivo ancora un po', no, non c'è più. Allora dicevamo appunto, ci sono naturalmente anche i temi triestini, fra l'altro era stata... Molto importanti peraltro, infatti a cominciare da quello della sicurezza, dagli episodi, adesso abbiamo visto qui uno degli episodi insomma, che viene riportato dal giornale Oggi, rapina col taglierino in via Gega, lo ricordiamo, scatta la condanna a 4 anni, ma è lo spunto insomma per parlare della commissione che c'è stata 2 giorni fa, no? Proprio su questo tema, che l'ha vista anche protagonista, c'è stato insomma un po' un battibecco anche no? All'interno. Abbiamo delle idee diverse rispetto alla sicurezza e io e anche il collega Riccardo avevamo consegnato una mozione urgente perché il tema della sicurezza a Trieste è urgente. E ci sono delle opinioni molto diverse e discordanti. Per me è inquietante perché il problema di fatto è oggettivo e anche tanto di percezione, però è anche vero che le persone hanno più inquietudine ad andare in giro per città. È vero, infatti, ce lo dicono Gli episodi che ci sono sempre stati adesso sembrano essere più presenti, gli episodi per esempio di Scasso, anche in questi ultimi giorni c'erano. Sì, rotture di vetrine, no? Spaccate di vetrine, eccetera. E poi ci sono tutti gli episodi di zuffe, poi ci sono gli episodi di atti vandalici, tutte cose molto importanti che messe tutte insieme però rischiano di essere trattate male. Allora, siccome abbiamo sentito più volte delle scelte che sono state fatte, secondo me, non efficaci, e questo non è che secondo me lo testimoniano sia i resoconti della Polizia di Stato che richiama sull'inefficacia anche di determinate azioni, almeno secondo quanto il sindacato della Polizia, alcuni dei sindacati della Polizia, ma lo richiamano anche la cronaca, se andiamo a guardare sui quotidiani, di fatto nelle zone rosse, via Ghega per esempio, ecco, giusto per fare un esempio. Ad esempio, no? Ad Però, esempio, insomma, non sono mancati gli episodi anche in altre zone che non sono mancati, comprese. E no? questo è importante che ci ragioniamo. Allora, io ho cercato di ampliare il discorso perché la mia mozione era stata consegnata urgentemente in gennaio. Ora, dopo 2 mesi come dire, di sperimentazione delle zone rosse, possiamo, a mio avviso, tirare le fila su il fatto che le zone rosse di per sé non sono uno strumento efficace per tanti motivi. Uno, insomma, è chiaro che creare dei confini non è che limitano le criticità, quelle continuano a esserci, se non vengono trattate di fatto eventualmente potrebbero spostare i fenomeni da altra parte, però se io vado a analizzare cosa è successo 5-6 giorni fa di zuffe di quella ventina di ragazzi italiani e stranieri a Borgo San Sergio, è chiaro che non sono per nulla interessati dalle zone rosse. E il problema delle zuffe sembra essere presente in tutta Trieste. Poi vi è un ulteriore problema, che è un problema di possibile ghettizzazione, cioè creare dei confini rischia di dare un'immagine
che quella è una zona pericolosa, con dei riflessi importanti sul commercio, il valore degli edifici. Mi riportano, perché io ho parlato con alcuni agenti immobiliari, che in alcune zone rosse una delle prime domande che fanno chi vuole acquisire o andare nell'area per certo. affittare, la prima domanda che fanno: ma è zona rossa? È chiaro che una ghettizzazione peggiora le situazioni. Allora, cosa dice la mia mozione? La mia mozione chiede che ci sia il ripristino del poliziotto di quartiere, vigile di quartiere, chiamiamolo quello che vogliamo, ma che sia una figura di riferimento riconoscibile rispetto ad altri, proprio perché mettiamoci qualcosa che lo faccia riconoscere. Perché questo? Perché come abbiamo già sperimentato a Trieste, dove questo tipo di servizio c'era già, si crea il rapporto con il territorio. E quindi questo crea maggior fiducia e quindi l'individuazione di quelle che sono le criticità dell'area e del territorio. Questo per tutto Trieste. Vale per tutta la città. Dopo la seconda puntata, magari dopo che esatto, vedo che... ne parliamo ancora, perché vedo appunto pronto il nostro Bernardo Gulotta insieme a Luca Bressan del Partito Democratico. Dove ti trovi? Credo sulle rive, par di intravedere. Allora, a te la linea Bernardo, e un saluto al tuo ospite. Buongiorno di nuovo Laura, buongiorno alla consigliera e ai telespettatori. Come detto giustamente, siamo sulle rive in compagnia del consigliere del Partito Democratico Luca Bressan in quarta circoscrizione, perché in quarta circoscrizione si è affrontato il tema sicurezza, argomento che sentivo è anche trattato ora in studio, e lo si è affrontato attraverso una mozione che ha presentato Fratelli d'Italia, primo firmatario il consigliere Ignazio Vania, e che chiedeva l'attivazione di una sorta di controllo di vicinato, sempre il tema di eventuali furti, truffe, rapine nella quarta circoscrizione, che è quella di San Vito e Barriera Vecchia e Barriera Nuova, e quindi la volontà da parte del centrodestra della circoscrizione di creare una rete fra i cittadini che potesse aiutare a scongiurare o a evitare o almeno anche calmierare situazioni di microcriminalità che si sono verificate nel tempo. Bressan, voi come Partito Democratico vi siete astenuti, perché? Ci siamo astenuti perché di fatto non ci sembrava l'intervento prioritario, nel senso che in sede di discussione anche della mozione veniva presentata come qualcosa di quasi risolutivo. Invece il problema stiamo vedendo anche dai quotidiani, cioè ieri il Piccolo è uscito con una mappa delle spaccate, ce n'è una ogni 5 giorni, la situazione è la peggiore che Trieste abbia mai conosciuta, e chi sta governando in comune dal 2016, a livello regionale del 2018, a livello nazionale del 2022, e ha sempre parlato di sicurezza, tira fuori come soluzione cioè il controllo di prossimità fatto dai residenti. È un po' come scaricare il problema dalle istituzioni che lo dovrebbero affrontare sulla schiena dei residenti. Questo è uno strumento al massimo che deve essere di supporto. Per questo noi abbiamo preferito astenerci, abbiamo chiesto anche un approfondimento sul quale il Presidente si era detto disponibile con le forze dell'ordine e i soggetti quindi che curano la sicurezza in città. Il consigliere proponente ha preferito andare al voto, quindi in verità c'era anche la volontà di fare un approfondimento, anche perché nella stessa seduta c'era in discussione la mozione della consigliera Coriciatti che chiedeva un maggior presidio, nel senso, vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo e anche il fatto che le soluzioni finora messe in campo, penso alle zone rosse per esempio, non hanno dato probabilmente l'esito sperato o sono riuscite a intervenire su alcune situazioni magari delimitate, ma non riescono a risolvere questi problemi, soprattutto che riguardano, penso, le spaccate, è la cosa più preoccupante, perché noi siamo qua a pochi metri, di fatto in via Lazzaretto c'è stato un ultimo episodio e sono zone che un tempo addietro era impossibile pensare colpite da questi episodi.
E questo fa specie perché per anni abbiamo sentito parlare di un problema di sicurezza ed è come la profezia che si è autoverata, no? A forza di parlare di questo problema che era fuori controllo, siamo arrivati a una situazione che adesso sì sembra fuori controllo. Lei lo diceva prima, a più livelli il centrodestra oggi governa, comune, regione, lo Stato centrale, e che quindi demandare poi al cittadino la risoluzione di tutto è quasi un po' un controsenso rispetto ai temi che sono stati trattati, lo aveva detto prima. Sì, è un po' come dire, abbiamo detto che eravamo capaci di risolvere il problema è peggiorato e adesso stiamo cercando un modo quasi per non prenderci la responsabilità del fatto che non siamo in grado di farne fronte. Le faccio un'altra domanda che è relativa alla la richiesta che è arrivata da più parti, va detto, sul ripristino, sentivo anche prima la consigliera, il ripristino del vigile di quartiere o comunque di un presidio di polizia, a questo punto non di un volontario, che possa permanere in una zona, che sia un rione o un'intera circoscrizione, benché vasta, e creare anche un rapporto con la comunità che lì vive o lì lavora. Sì, su questo c'è una sensibilità, era uno degli argomenti che si voleva portare anche in un confronto con le forze dell'ordine, perché da un lato avevamo la mozione, dicevo, firma Coricciatti, dall'altro lato c'era un'interrogazione presentata nello specifico da noi, da Forza Italia, che riguardava il ripristino comunque del vigile, del poliziotto di quartiere, e quindi era un tema che poteva essere affiancato poi anche quello del controllo di vigilanza e assieme fare anche un discorso per poter avere una posizione comune alla circoscrizione. Diciamo che il consigliere in questione che aveva presentato la mozione sul controllo di vigilanza invece ha preferito portare al voto quella mozione. Noi ci siamo astenuti perché non è che vogliamo che questo strumento non sia in campo, ma crediamo che nelle priorità non sia la prima cosa da affrontare, cioè questo è il senso per cui è nata la posizione dell'astensione. Astenuti anche perché in passato, per esempio anche in sede di Consiglio Comunale, se n'era interessato di portare la questione il consigliere Salvati, che sappiamo che comunque è aderente al Partito Democratico, quindi il Partito Democratico ha già dimostrato sensibilità su questo tema. Ultima cosa che dico, che era emersa anche dalla seduta, alla fine questo è uno strumento che comunque è poco di più di quello che può già esistere alcune volte quando c'è già coesione, no, tra i condomini, nel senso che esistono già di fatto delle situazioni sì, dove c'è un controllo di vigilanza, non è istituzionalizzato, però diciamo che quel passo in più non dà tanto di più e quindi è difficile, se non c'è una realtà già sociale che alla fine è bella, compatta, coesa, è difficile che per legge si creino le condizioni. Per questo diciamo, la figura del poliziotto di quartiere, del vigile di quartiere può aiutare a rendere più coesa anche la comunità, no? Nel senso a fare questi legami che magari in alcune situazioni mancano. Allora io ringrazio il consigliere Bressan, per giusto Laura anticipo Sì. che stiamo cercando di contattare un consigliere anche di Fratelli d'Italia, ho contattato Ignazio Vania che però è fuori città, ho contattato il consigliere Parrini che è a lavoro, stiamo aspettando la disponibilità del consigliere Ledi di Fratelli d'Italia per avere entrambe le voci Certo. in questa questione della quarta circoscrizione. Se non riusciremo durante i collegamenti di questa mattina poi vedremo di recuperare l'intervista con uno dei consiglieri di maggioranza per poi avere un dibattito, un voto e risposta Certo. nei nostri servizi del telegiornale. A voi la linea. Grazie Bernardo Gulotta, anche a Luca Bressan. Allora il tema è quello, no? Il tema è Anche importante, affrontato assolutamente, e deve essere, come vediamo, ha tante sfaccettature. Io durante questa commissione in Consiglio Comunale, anzi 2 commissioni, perché diciamoci la sicurezza, la mia mozione intendeva a focalizzare sui motivi, cioè le cause, e quindi coinvolgeva 2 assessorati, l'assessorato della sicurezza con l'assessora De Gavardo e l'assessorato delle politiche sociali con l'assessore Tognoli. Perché questo? Perché ho proprio portato l'esempio, se andiamo a ragionare, avevo già fatto questo discorso qui anche a Sveglia Trieste, se ragioniamo a slogan non risolviamo il problema e questo è veramente grave. E questo è grave perché il problema va risolto. Allora, se mi dici che il problema sono gli stranieri, in generale non andiamo a vedere tutte le motivazioni che ci stanno dietro rispetto a alle questioni di sicurezza che noi abbiamo visto. Allora, non toglie nulla il fatto o aggiunge nulla il fatto che ci sia una percentuale di stranieri. Perché io ho fatto la domanda, ma signori,
a quali stranieri state pensando? Io lavoro al Centro Internazionale di Fisica Teorica, Chiaro. la maggior parte degli stranieri li vedo lì, diciamo, e sono persone non dedite alla violenza, ecco. Ma il turismo porta stranieri, l'università porta stranieri, la guerra in Ucraina ha portato stranieri. Questo che volevo dire era parlare di stranieri ci può fuorviare, e infatti l'assessora mi ha risposto: ma noi pensiamo ai stranieri che sono illegali. E lì mi sono, scusate, cadute le braccia, perché se noi andiamo a guardare gli episodi di oggi, di cronaca, nessuno di quegli stranieri coinvolti È protagonista di questi... fanno parte della categoria degli stranieri illegali. Capito. Allora, continuiamo sicuramente su questo discorso, però dobbiamo dare lo spazio alla pubblicità, abbiamo davvero sforato parecchio, ci rivediamo subito dopo una brevissima pausa, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia di Alessandra Richetti. Dunque si parlava di sicurezza, no? Se ne parla anche in quarta circoscrizione, abbiamo visto, ma naturalmente anche a livello di consiglio comunale è un po' il tema del giorno di questi giorni. Sì, le mie proposte di fatto sono 3, ne ho aggiunto ancora una in consiglio comunale, perché quando ho visto che c'è questa confusione rispetto all'identità, ma io direi a questo punto le cause del problema. Allora, le proposte sono il vigile di quartiere, perché crea un legame forte con il territorio, e così si vanno a individuare le criticità che il territorio ha, che qualche volta possono essere anche una riqualificazione dell'area, una illuminazione dell'area, della zona area. Una illuminazione migliore in certi contesti. Poi c'è la questione di utilizzare il grande e importante patrimonio di conoscenza dato dall'assessorato e degli uffici del sociale, che operano sul territorio e conoscono le criticità, diciamo, umane del territorio. È chiaro che se ti arrivano delle persone che sono prive, che si trovano in situazioni di emergenza a livello economico, non hanno casa, hanno difficoltà di trovare lavoro, hanno debiti molto importanti, sarà molto più facile che vengano prese all'interno vengano contattate dalle organizzazioni criminali, se non c'è la presenza dello Stato. Tutte le mafie funzionano così. Dove lo Stato manca, entrano le organizzazioni criminali, e quindi assolutamente ci deve essere questo rapporto più profondo con i dati del sociale, e ovviamente con tutti gli operatori del sociale, perché ricordiamo che parte dei servizi vengono fatti anche dal terzo settore. E poi c'è la questione di verificare le azioni che vengono messe in campo attraverso dei dati concreti e rispetto alle soluzioni. Quando ho capito che c'era confusione, perché qui questa giunta sta puntando contro le figure di migranti che sono irregolari, quindi una percentuale bassissima rispetto alle problematiche di tutta Trieste, mi sono preoccupata, signori, perché sì, perché vuol dire che stiamo sbagliando proprio le azioni, perché se tu hai come idea una causa che non è reale, ovviamente applicherai delle soluzioni non efficaci. E quindi ho chiesto di avere accesso a quelli che sono i dati rispetto alle azioni che verranno intraprese e che auspico che vengano intraprese tra i dati raccolti e le forze dell'ordine.
ma anche di quali sono le percentuali rispetto all'essere italiano, essere straniero regolare, essere straniero irregolare, perché solo così riusciamo ad affrontare meglio. Secondo me bisognerebbe fare un distinguo anche rispetto ai reati. Chi fa atti vandalici non è lo stesso di chi ruba i tubi di rame che abbiamo visto che fa parte di una mafia internazionale. E la notizia oggi sul Piccolo del Certo. romeno straniero, non irregolare, perché non irregolare, ma che era regolare da un altro punto di vista, nel infatti, senso che era ricercato, ben ricercato conosciuto da molto 10 tempo, anni, tra dico l'altro, sì. 10 anni. Esatto, infatti. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, guardi, io sto ascoltando da molto tempo la signora Ricchetti, che tra l'altro conosco da molti anni di vista, so essere una brava persona e sono d'accordo con lei sicuramente sul fatto di istituire la figura del vigile di quartiere. Tuttavia, però, il vigile di quartiere non serve a niente se le leggi non vengono cambiate. Fino a che una certa parte politica, e dico ampiamente una parte politica, è sempre dalla parte del delinquente. Basta vedere anche qualcuno che ha proposto in tempi recenti addirittura di risarcire i migranti irregolari, eccetera, eccetera, ma non entro adesso su questo. Cioè, ovviamente finché ci sono questi atteggiamenti, a me sembra di vedere veramente al venerdì di passione quelli che dicevano liberiamo Barabba. Cioè, è una cosa pazzesca. Guardi, l'altro giorno c'è stato un ladro, 2 ladri sono stati sorpresi in flagrante a aprire delle macchine, a tentare di aprire, sono denunciati a piede libero. Perché a piede libero? Io queste cose veramente non le tollero. Cioè, una volta, ad esempio, se noi guardiamo, ad esempio, la gente va educata, avrei tantissime cose da dire, ovviamente adesso in un attimo è un po' difficile anche concentrare tutti i discorsi. Cioè, quando c'è gente che distrugge i pronti soccorsi, c'è gente che danneggia, che ruba, questa gente dovrebbe essere obbligata a pagare il danno che ha fatto. Qua invece ci sono sempre denunce a piede libero. Capito. Queste cose vanno cambiate, queste sono leggi che vanno cambiate. Capito, e anche signora. gli stranieri, giustamente la signora Ricchetti dice, gli stranieri sono anche bravissime persone, io li vedo al centro internazionale di fisica teorica indifferentemente. Certamente, anch'io sono amica di tantissimi stranieri che sono bravissime persone, ma quelli che non sono bravissime persone non vanno tollerati. Basta con il buonismo. Cioè, a un certo punto, anche questi minori che fanno tutte queste risse, che girano con i coltelli, eccetera, eccetera, perché vengono tollerati? Gli si tira le orecchie, gli si dice birichino e tornano di nuovo a fare quello che stavano facendo, perché tanto sanno che a loro non viene fatto niente. Questo non va bene, sono le leggi che vanno cambiate. Gli E questo è il ragazzini punto che non va, educati. secondo la signora. Come qualsiasi È un bambino, sentire come abbastanza qualsiasi comune e giovane. diffuso questo della signora che ha telefonato adesso. Grazie signora, buona giornata a lei. Allora, a me è piaciuto molto l'intervento della signora perché sta mettendo all'attenzione di tutti un tema che io condivido assolutamente. Il tema della sicurezza non è un tema facile, lo dice la signora, no? Che un po' era quello che cercavo di introdurre. Il mio non era gli stranieri sono tutti buoni, il mio era se partiamo dal discorso che sono solo gli stranieri, il fatto di essere stranieri, il problema, questo ci porta a fare sbagli. Questa era la mia tesi, che è una cosa un pochino più difficile. Poi siamo d'accordissimo, signora, assolutamente d'accordissimo, che se ci sono delle persone, indipendentemente italiani o no, che fanno dei crimini, le cose vanno risolte, va trovata una soluzione. Bisogna chiaramente predisporre delle soluzioni con delle leggi che siano probabilmente diverse. Stiamo entrando in temi molto, molto difficili, non particolarmente facili, perché io posso dire che
una delle problematiche che io ritengo forti è che tutte le persone che vengono messe in carcere con reati minori escono spesso senza prospettiva e senza, come dire, una riabilitazione, chiamiamo, una formazione all'educazione, alla legalità, anzi tendono poi a essere messi nelle condizioni peggiori, quindi non trovando più lavoro e non avendo avuto in qualche maniera l'occasione di chiamiamola recupero sociale, e la situazione peggiora, perché se vieni in contatto con delle persone che sono dei criminali, diciamo, più avvezzi al crimine, quindi non solo perché ho bisogno di mangiare, ma non solo perché sono in situazione di disperazione, no? ma di organizzazione. È chiaro che questo, l'entrare in carcere peggiorerà la situazione, non la migliorerà. È chiaro. Non è una questione di buonismo, il mio è una considerazione statistica, cioè io vedo i dati e io derivo dai dati che vedo che stiamo peggiorando, quindi bisogna trovare delle soluzioni di altro tipo e su questo concordo con la signora, non sono facili. È chiaro. Allora dobbiamo fermarci per una ultima pausa pubblicitaria della mattinata, subito dopo sentiremo anche la telefonata in arrivo e leggeremo qualche mail dei nostri telespettatori. A fra poco. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia della consigliera Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Allora abbiamo la telefonata in attesa, la sentiamo immediatamente. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Sentiamo qualcuno, però forse non si sta rendendo conto che è in diretta. Allora, buongiorno. Forse infatti è proprio caduta la linea, ci dispiace, provi magari a richiamarci se lo ritiene. Dicevo che ci sono anche tante mail, allora ne leggo qualcuna. Claudio Visintin ci scrive un buongiorno alla nuova ospite, Claudio. L'amica consigliera Alessandra Richetti, ci siamo già scritti in privato, ma mi piace qui da questo schermo rinnovare l'appello ad una mamma, prima ancora che a un politico, per il murales del campo di Campanelle intitolato a Maurizio Visintin, con il messaggio sociale: non bere se devi guidare, la vita è il bene primario di ogni persona. Insomma. Assolutamente importante, sì. Perché dobbiamo comunque tutelare i nostri giovani anche attraverso messaggi che invitano alla prudenza nell'utilizzo dell'alcol e anche a una maggiore sicurezza anche così, per evitare delle morti, quindi assolutamente sono d'accordo, insomma, che si faccia, favorevole. Dice anche al diavolo la burocrazia, insomma, si vada avanti e speriamo che siano tempi stretti, ho già promesso al signor Visintin il mio interessamento. Allora, chi governa Trieste, ci scrive invece Mauro, ha incassato i voti promettendo sicurezza e questi sono i risultati. Di fatto sono anni che vediamo il centrodestra presente a Trieste, quindi è inutile parlare di buonismo, visto che appunto adesso poi c'è anche una situazione per cui dal governo italiano alla regione al comune c'è lo stesso orientamento politico, quindi questo dimostra che il problema va affrontato in tutt'altra maniera, ecco. E quindi rinnovo, meno slogan che chiaramente sono accattivanti, perché individuare un nemico preciso è accattivante, ti dà la speranza al cittadino che, visto che è stato individuato il problema, verrà risolto. Ma se il problema non è quello,
E questo è un bel caos, perché non si ottengono i risultati voluti. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno, un saluto alla redazione, ai gentili ospiti e a tutti i telespettatori di Tele4. Un saluto a lei. Allora, prego? Un saluto a lei. Grazie. Poi detto da lei vale 2 volte. Grazie, è troppo gentile. Oggi mi fanno i complimenti, vabbè. Giusto. Grazie, io volevo grazie. proporre una riflessione alla consigliera Ricchetti, perché diciamo, mi sono accorto che i rappresentanti della politica della maggioranza, politicamente parlando, gestiscono la non verità. Porto un piccolo esempio, anzi che veramente mi ha lasciato basito. Allora, diciamo, io quando intervengo, prima mi documento, verifico le fonti, quando sono sicuro di quello che ho capito, ho letto, diciamo chiamo, altrimenti me ne sto zitto. E parto del presupposto che lo facciano anche, diciamo, quelli della maggioranza, perché se un politico che viene per TV non è che un semplice politico che parla, diventa un opinion leader. Perché Dica pure. fondamentalmente. Su che esempio si è concentrato in particolare? A cosa si riferisce? Guardi, mi riferisco, porto un esempio. Allora, io diciamo ho parlato, mi sono preso la briga di andare a parlare, diciamo, con dei notai. E sto scoprendo che Trieste si sta disdenizzando, in quanto, diciamo, la giunta comunale attuale sta portando avanti un vecchio progetto dell'ex sindaco Illy di trasformare Trieste come una Monte Carlo. Ci sta che il benessere, la ricchezza viene distribuita sul territorio, non ci sta se vogliamo relegare i triestini in una riserva indiana. Questo non mi va. Perché dico questo? Perché fondamentalmente adesso le rive stanno cominciando a San Giacomo, sono acquistate da facoltosi generalmente austriaci tedeschi e sul piccolo di ieri è venuto fuori che anche la comunità dei serbi, che Sì. pure è una comunità laboriosa, ma comunque sono sempre non triestini, stanno cominciando ad acquistare appartamenti. Allora, non entro nel merito dell'acquisto di appartamenti, perché se hanno i soldi, essendo più all'avanguardia di noi triestini serbi, logicamente hanno più disponibilità, di conseguenza si rilegano in un piano economico di seconda serie. Però quello che mi ha dato fastidio terribilmente è che, diciamo, naturalmente, siccome l'offerta degli appartamenti a Trieste non è limitata, lo spazio non è limitato, Certo. ci sono quelli, ma se quelli vengono portati via dagli stranieri, rimane ben poco per i triestini che soffrono per l'economia. Di conseguenza, diciamo, sarebbe opportuno, diciamo, un po' rivedere le politiche, diciamo, economiche del comune per dare più sfogo a chi è residente a Trieste. Bene, la risposta del rappresentante della maggioranza è questa: non è vero. Poi ho portato sempre su Tele4 il fatto che a Trieste il 36% della popolazione è in stato di povertà. Ha più di qualcuno dei big della politica triestina, della maggioranza, e questi qua mi hanno risposto pubblicamente: non ci credo. Se dopo noi andiamo a vedere Sui dati della povertà, la diffusione della povertà in città, su questo hanno detto che non le Sì. credono? Se poi andiamo a fare un po' le analisi, diciamo, di quello che parla il governo, o quello che parla, diciamo, ad esempio la giunta regionale, che stanno diventando dei piazzisti di pannelli solari, perché fondamentalmente stanno facendo solo che questo, non è che stanno facendo grandi cose, l'ha messo in maniera roboante, ma alla fine sono i piazzisti di pannelli solari. No, in fondo non è vero, stiamo facendo cose straordinarie. Allora, non le sembra che forse tutta questo modo di fare politica, diciamo, che a me essenzialmente non piace, diciamo, sia più rivolto a quel 70%, parlo statisticamente parlando, degli italiani che sono, diciamo, in uno stato di funzionalità, diciamo, di analfabetismo. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Le persone che insomma sono
Allora, vediamo anche delle immagini, fra poco ci torniamo perché sono temi comunque interessanti. Vedevo che la signora, che la consigliera Richetti, insomma, stava annuendo, no, su certi dati, soprattutto per quanto riguarda questa anche svendita di Trieste. Abbiamo fatto, ho fatto 2 azioni sicuramente, una rispetto Portovecchio e poi ne parliamo, e una poi con un evento casa, un diritto che di fatto un diritto, ma che è un diritto che è negato attualmente. È attualmente negato. Allora, però prima dobbiamo collegarci con il nostro Bernardo Gulotta, che vedo già pronto alle mie spalle, credo da Roiano, se non mi sbaglio, per verificare l'andamento dei lavori. Allora, a te la linea nuovamente, Bernardo, ti trovi effettivamente sì a Roiano, vedevo che annuivi. Sì, buongiorno Laura, buongiorno alla consigliera Richetti, di nuovo ai telespettatori da Roiano, dove facciamo un breve collegamento per un punto della situazione dei lavori del comprensorio ex Polizia Stradale, dove è già stato costruito l'asilo, e ora con le immagini di Alessandro Carelli vediamo l'avanzamento di quelli che sono gli allestimenti esterni, ovvero il verde. In realtà il lavoro degli operai oggi è concentrato sul tetto dell'autorimessa del garage di Roiano, che come sappiamo è già in funzione, perché anche sul tetto del parcheggio ci sarà un'area verde attrezzata anche con i giochi dei bambini. Alcuni dei giochi li vediamo in ordine sparso, che sono in questo momento accatastati sulla zona del tetto dell'autorimessa, poi verranno installati proprio sopra il garage. Come detto, l'allestimento del verde è uno degli ultimi punti che servirà per completare tutta la zona d'arredo della futura piazza di Roiano, laddove l'asilo è già stato ultimato e su quello pende ancora il proseguo di quello che sarà poi il servizio educativo, che sappiamo essere fermo in Consiglio Comunale rispetto alla proposta del centrodestra di creare una situazione mista fra pubblico e privato, in pratica con una concessione, laddove invece l'opposizione richiede da tempo, ma la consigliera Richetti potrà essere più esaustiva di me, che sia invece affidato tutto al servizio scolastico pubblico. Ma quello è un discorso più di contenuto. Noi oggi vediamo il contenitore, per così dire, e il contenitore oggi racconta di una situazione di lavori in corso che stanno accelerando, anche perché la deadline che era stata riaggiornata recentemente era quella di una consegna verso fine mese, inizio aprile. Il maltempo ha in qualche modo frenato in questi giorni di pioggia passati la prosecuzione dei lavori, che oggi invece, in assenza di precipitazioni, stanno proseguendo con diverse squadre al lavoro. Noi stiamo vedendo solo un lato del comprensorio di Roiano, c'è anche tutto il lato verso via Montorsino, dove ci sono anche gli alberelli che poi verranno piantati nel terreno, e lì sarà creata poi l'area verde di cui la Giunta aveva parlato. Quindi con le immagini del collega Alessandro Carelli noi vi restituiamo la linea per semplicemente verificare che qui fortunatamente i lavori vanno avanti anche per l'assenza, come detto, di pioggia, e si aspetterà l'inaugurazione completa nelle prossime settimane per andare a godere della nuova e futura area verde e area relax di Roiano, nel cuore del rione. A te la linea. Grazie Bernardo Gulotta, grazie anche a Alessandro Carelli per questa bella panoramica di immagini appunto sui lavori. Ha toccato un tasto un po' così. Ci sono tanti tasti, no? tanti tasti. I cantieri che non finiscono mai, per esempio, o il diritto dei servizi pubblici, la tutela dei lavoratori e la qualità poi del lavoro. Io però tornerei veramente sul tema della chiamata di prima, perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore. La cosa strana è che i dati che citava il telespettatore, cioè di una crisi abitativa, sono dimostrati anche dall'analisi che è stata fatta dal Comune stesso. E io insieme
a degli esperti del settore, perché c'era l'architetto Krasovec e Renato Kneip del sindacato degli inquilini, abbiamo fatto un'analisi che ha effettivamente confermato che la crisi abitativa a Trieste è drammatica. Però attenzione, il signore citava gli articoli di questi giorni, io cito l'articolo di oggi, dove si parla che l'assessori, il sindaco e anche il presidente dell'Ursus sono andati a Cannes per presentare Portovecchio nuovamente, direi. In quell'articolo si sta parlando del grande interesse immobiliare. Signori, grande interesse immobiliare estero, dove ci sono gli interessi di triestini in quell'articolo. È una cosa che io ho denunciato nel Consiglio, che era stato in qualche maniera interessato, volto ad approfondire la fattibilità del progetto di Costim per Portovecchio. E io ho detto, attenzione, se noi andiamo a vedere la riqualificazione di Portovecchio o Portovivo, come volete chiamarla, solo in luce di interesse immobiliare, noi otterremo una grande Portopiccolo, cioè una realtà che di interesse per gli investitori stranieri, ma che non verrà utilizzata di grande beneficio, che non sarà di grande beneficio per i triestini. Sì, potremmo andare a fare una passeggiata. Allora, le mie proposte, anche in quel senso, erano volte a tutelare i triestini, che vuol dire dobbiamo pensare che se noi togliamo a Trieste tanti ettari di terreno, di un'area che è triestina, se andiamo a sviluppare una riqualificazione ci deve essere un ritorno per i triestini. E quindi se i triestini adesso non riescono a trovare casa, lo vediamo perché uno, non riescono ad accedere alle case ATER, cioè all'edilizia sociale, perché le domande sono ben superiori rispetto a quelle alla necessità. Certo. Ma non solo, l'ascoltatore ha detto bene, non solo le persone che sono in difficoltà economiche hanno difficoltà a trovare casa, ma hanno difficoltà a trovare casa anche quelli che sono considerati i lavoratori poveri, cioè quelli che hanno delle entrate che non sono sufficienti per pagare. Io ho visto, faccio un esempio, io ho visto, non so se l'avete notato anche voi, che qualcuno chiede su una rivista immobiliare 1.500 euro per un appartamento in affitto in zona delle ferrovie. Capisco che la logica, ma io mi sono detta, caspita, 1.500 euro. È tantissimo, certo. È tantissimo. È vero. È tantissimo. Chi si può permettere 1.500 euro? I giovani? No. E dopo ti domandi come mai c'è un appello, c'era proprio i giorni dietro, nell'inserto del Piccolo, un appello degli industriali che diceva attenzione, facciamo che l'Italia sia un paese per i giovani, perché continuiamo a perdere i nostri giovani e poi abbiamo bisogno di altre persone che entrino, chiamiamole come volete, stranieri o non stranieri, ma se i nostri giovani vanno via, il vuoto lasciato di persone competenti che hanno studiato, che è drammatico. Se guardate il giornale di ieri, lo dice chiaramente. Le statistiche parlano veramente chiaro. Abbiamo tutti i nostri giovani che stanno andando via. Allora, vediamo se riusciamo a sentire l'ultima telefonata per questa mattina. Pronto? Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea?
È caduta anche questa, credo. Allora vediamo se riusciamo magari così in conclusione a leggere anche qualche altra mail. C'è Fabio che interveniva sul poliziotto di quartiere, diceva ma cosa servono se questi poliziotti intervengono così come stanno le cose, rischiano di venire processati poi perché i delinquenti vengono protetti a spese della gente onesta. Insomma, si riferisce magari a casi di cronaca. Invece poi buongiorno, sono Daniela da Trieste, inutile fare finta di niente, sono gli stranieri la rovina. E torniamo al discorso di prima, perché in carcere è pieno al 65% di stranieri. Basta leggere le notizie, 80 su 100 sono coinvolti stranieri. Torniamo a prima, insomma, un sentito ringraziamento. Tele4 invece scrive Gianni che puntualmente ci informa, la signora Richetti, indimenticata presidente della circoscrizione di San Giovanni. Sottoscrivo tutto quello che poco prima ha parlato, che con dovizia sul clima che oggi questa città sta subendo, purtroppo si considera e si comprende, si giustifica il Caino, le ragioni di Abele ormai vengono quasi osteggiate. Un po' sempre lo stesso tema, magari detto con altre la gente parole, si sente fragile, e questo è un grande problema e a cui bisogna assolutamente dare risposta, e condivido le preoccupazioni, però bisogna fare prevenzione, e questo è il messaggio che io voglio dare. Voglio dare il messaggio che se c'è una crisi dell'edilizia che ha portato tutte le imprese straniere a licenziare stranieri, quelle persone che sono state richiamate chiaramente che non sono immigranti irregolari, hanno delle caratteristiche di criminalità di un certo tipo, ok? Il ragazzino, il minore che mi arriva qui, indipendentemente che sia straniero o no, e che fa la rissa a Borgo San Sergio, dimostra che c'è un problema, indipendentemente dal fatto che siano stranieri o no, di grande disagio. Chiaro. Perché non lo andiamo a affrontare quel disagio? Perché è facile dire appunto altro, ecco. Quindi il mio discorso è: utilizziamo i dati che abbiamo, individuiamo più che il straniero no, la motivazione, la causa, e su quelli agiamo. Questo è il messaggio. Allora, in chiusura, grazie Alessandra Richetti, torni presto a trovarci qui a Sveglia Mi Trieste. farà piacere. Grazie molte. Noi ci fermiamo, grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.